Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora siamo pronti per iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine. Oggi funziona tutto perfettamente, insomma, tu dici, vedremo fino alla fine se la cosa... Ieri abbiamo avuto un'avventura con lo sprizzetto, con i microfoni, vabbè dai. Ma dai. Comunque l'importante è che... Allora dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, e cosa dire? Innanzitutto buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, anche Radio Colbe Rovigo che è tornata questa settimana. Buongiorno amici di Colbe! Ad essere collegata con noi, e poi anche gli amici di Made in Polesine Web TV che ci seguono sempre costantemente tutte le settimane. E un buongiorno naturalmente da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Volevo dire che vi vogliamo bene. Vi vogliamo bene perché siamo... Dai. Siamo ruffiani, ecco, un po'. Siamo oltre ruffiano. Un pochino sì, dai. Allora, dai, andiamo con i titoli. Vai. Posso andare? Vai. Allora, c'ho la spada pronta. Sì, dai. SOS Smog. Poi, pescatori sempre sotto il peso. Questo qua. Vabbè. Provincia e multe. Poi, saldi, affare o flop. Questo è il dilemma. Befana che passione. Ho cambiato. Hai sentito? Ha cambiato strumento proprio. Dai, allora, questi i titoli di oggi che andiamo a affrontare all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo, brevissima pausa, ma torniamo tra pochissimo. Allora, eccoci rientrati e pronti ad iniziare Made in Polesine di questa settimana. E adesso, primo titolo, come abbiamo già preannunciato all'inizio, proprio nel primo collegamento, SOS Smog. Che dire? Allora, già il titolo, insomma. No, partiamo perché la concentrazione dai rilevamenti dell'ARPAV di Rovigo città è alta, la concentrazione di polvere sottile, quindi hanno fatto naturalmente alcune restrizioni nella nostra bella provincia, premettendo che non è una provincia industriale, e questo qua lasciamo stare, vabbè. Però comunque hanno addirittura gli impianti biomassa devono essere monitorati e devono essere forse sospesi, i diesel a 4, gli euro 3, euro 4 non possono, ma quello che tra l'altro allora premettiamo che questo primo step è un po' critico, nel senso che quando dicono che i diesel non commerciali non possono girare, e quando pensiamo che un camion commerciale inquina 2 volte di più di una macchina, anche di più, e delle volte è anche una 1, non solo una 4, quindi già questa è una contraddizione di termini, quindi è utile. I termostati dei negozi e delle abitazioni non devono superare un tot gradi. Per esempio, se qualcuno ha una casa che non è proprio perfettamente coibentata eccetera, e metti a 20 gradi, che freddo. C'è freddo di più. Allora quello che i falò hanno addirittura sospeso in certi comuni i falò delle befane perché inquinano troppo. Allora, questo qua lo dico al volo, ben vengano. Però primo, se dici che non possono girare le macchine non commerciali, e però le macchine commerciali, camion eccetera, anche se sono euro 1 possono andare, questo qua è già una contraddizione di termini. Poi leggevo per esempio che a Venezia le navi che sono alla domenica 14 e 15 navi da crociera, sono dei giganti, qualcuno se li ha visti, sono veramente impressionanti, tengono 5-6 mila persone, devono sempre stare accese per i generatori, e quindi equivalgono a 1200 camion ognuna. Inquino un pochino, dai. Siamo noi che inquiniamo, cioè nel senso che io capisco il politicamente corretto, bisogna bloccare qua, bisogna bloccare là, le macchine euro 4 eccetera. Allora tanto dite che dobbiamo cambiare la macchina perché sennò le nostre industrie di auto, che poi non sono neanche più in Italia perché hanno la sede in Olanda, sono ormai collegate con America e la Francia con ma questa è un'altra storia, vabbè. Non fate sempre demagogia su qualsiasi cosa, anche su questo qua dell'inquinamento. Chi siamo noi? Ma ci va proprio a prendere proprio il palliativo e tutto il resto. Va a finire che domani chi fuma una sigaretta sarà incriminato perché inquina il mondo. Non è quello che fuma la sigaretta. È bandito. Vabbè. Quindi
grande comune di Rovigo, virgola, uno dei comuni meno industrializzati del mondo, virgola. Perlomeno i termostati nelle nostre case, che non sono molto spesso coibentate perfettamente, non sono in classe A, dai. Non sono in classe A, oppure AA, AAA, siate un pochino più normali. Va bene, ma chi siamo noi? Comunque un po' da tutte le parti. Adesso abbiamo preso a riferimento il nostro comune. Riferiamo a Rovigo. Il comune è il nostro capoluogo di provincia, però insomma mi sembra che un po' da tutte le parti ci sia questa iniziativa. Sì, a me fa morire il fatto che i veicoli non commerciali, anche se sono A2, possono girare. Questo non la capisco, ma però probabilmente sono un tardivone io. Perché ridi? No, perché tu mi dai ragione, è che sono tardivo. Vabbè, ti voglio bene. Io non ho fatto nessuna. Questa la paghi. Nessuna affermazione. Questa la paghi. Ci sentiamo tra poco, dai. E allora siamo pronti per riprendere la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso altro titolo molto molto importante, parliamo dei pescatori, sempre sotto il peso di cosa? Allora, cosa è successo? La notte dell'Epifania c'è stata la razzia su 40 barche nella sacca di Scardovari. Sono andate a rubare il GPS, qualche motore, le attrezzature, tutto quello che c'è. Quindi, a parte la solidarietà per i pescatori, che effettivamente quando diciamo sotto il peso è stato un anno orribile il 2019, il 2020 è partito male, speriamo si blocchi lì. Sì. È appena iniziato però la buona notizia, diciamo, che hanno ottenuto i 15 anni di diritti esclusivi di pesca. Abbiamo fatto uno sprizzetto assieme ai 5 famosi gladiatori, erano 4 perché la Valeria Mantovani era malata, però quindi se volete seguire anche lo sprizzetto della prossima settimana sappiate che parliamo anche di questo. Però perché ne parliamo di questa razzia? Innanzitutto perché ci dispiace per gli amici pescatori e ci dispiace per quello che è successo, però caspita, abbiamo fatto un servizio sul drone che costava 30.000 euro, che sicuramente costerà alla provincia una barca di soldi, che dovrebbe controllare se c'è questo, quest'altro, quell'altro, e ci sono i vigilantes, e c'è la polizia provinciale, e c'è questo, e c'è quest'altro, e poi dopo riescono 40 barche, ci vuole del tempo, non è che uno porti via un motore a una barca, vabbè, dice purtroppo non posso arrivare, ma tecnicamente per rubare su 40 barche qualche ora, un po' di tempo ci vuole, qualche ora l'avremmo impiegato, quindi anche qua chi siamo noi per poter giudicare eccetera, però effettivamente se abbiamo sempre detto che è la prima attività della nostra provincia, che è l'attività più importante, che è questo, che è quell'altro, e poi dopo permettiamo a una serie di ladri, perché penso non fosse uno solo, a fare queste cose, è una cosa molto grave, vabbè. E quindi meditate, gente, meditate. Dai. Ancora una volta solidarietà agli amici pescatori, che a fine anno hanno avuto un'ottima notizia per i famosi 15 anni, tac, 2020, la mazzata mai tranquilli. Mai. Dai, coraggio. Mai un po' di gioia. Mai un po' di gioia. Assolutamente no. Dai, ci fermiamo, brevissima pausa, ma torniamo tra pochissimo, perché abbiamo voglia quest'oggi di continuare Made in Polesine. Siamo sempre noi, siamo sempre quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Questi sono i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane. In ogni lago, in ogni eccetera. Era un po' che non lo dicevi. Non lo dicevo. Chissà se un giorno riusciremo anche a inserire le nostre cose su Prima Free. Sai che stiamo facendo stiamo facendo un pochino di cose con Alessandro Brunello. Vediamo se riusciamo. Naturalmente. Buongiorno. Ciao, Alessandro. Vabbè, chapeau. Prendici. Siamo qua. Allora, parliamo di provincia e multe, questo è il nostro terzo titolo. Cosa è successo? Oggi parliamo 2 volte di Rovigo, in maniera tutte e 2 volte negative, perché sapete che a Rovigo c'è la zona ZTL, non si può transitare per... Qualche problema? Non si può transitare. Stavo confermando quello. Va bene. Sì. Transitare sul corso, eccetera. Fatto sta che i primi dell'anno c'era la scritta non attivo la ZTL, invece era attiva. Sono piombate multe alle persone. A parte che secondo me non è. Come si dice, uno può contestarlo, solo che per contestare ci vuole un avvocato, tutte quelle cose lì, quindi magari conviene pagare, e questo qua mi rompe i maroni, perché nel senso che ci dovrebbe essere proprio d'ufficio
hai sbagliato tu comune, vabbè, le multe quel giorno lì non partono. Ma poi dopo ci allacciamo lì, perché chi segue, chi gira per la nostra provincia sa che da Porto Tolle fino a Bergantino siamo la provincia con più autovelox, più tutorial e più questo e più quest'altro, cioè siamo veramente vessati da 1 miliardo di multe. Adria, per esempio, dove ci sono i tassametri che sono quasi tutti rotti, sì. Quindi parcheggi la macchina qua, devi andare in un tassametro magari a 1 chilometro, oppure magari 1 chilometro eccessivo, però non è lì vicino, perché quello vicino è rotto. Se non fai la vignetta, lo scontrino, sì, track, multa. E Adria questo. Poi dopo, l'Oreo, abbiamo sempre parlato dell'autovelox che effettivamente in una strada dove puoi tranquillamente andare in 90 all'ora, perché non c'è nessuna strada che si inserisce, ricordando che a destra addirittura c'è la ferrovia, quindi non c'è nessun inserimento, no, 70 all'ora. Allora, tanto vale, facciamo una cosa. Mettiamo una vignetta a ogni paese, come c'è in Austria, sì, o in Slovenia. Sappiamo che abbiamo 1 euro, 2 euro, cioè, veramente, cioè, quando arriva una multa a una famiglia che mediamente ha un reddito di 1.500, 1.700, 1.800 al mese, una multa di 200 euro vuol dire che per quella famiglia lì lo dico in diretto, l'hai sbobblato, nel senso che la metti in difficoltà, cioè, rompe parecchio, dai. Poi l'abbiamo sempre detto che secondo noi le multe sono fatte per far cassa e non per prevenire incidenti. Questo lo sappiamo, insomma. E quindi è una deriva che deve essere bloccata. Deve essere bloccata, ci vogliono magari più controlli, più forze dell'ordine in giro, invece che più autovelox, perché l'autovelox è una iattura. Vedi, la nostra provincia, come abbiamo sempre detto, è la Cenerentola del Veneto. Però su certe cose di Velox siamo primi. Non ci batte nessuno. Brava provincia che ti distingui. Vabbè, quindi io sai cosa propongo? Sì? Propongo che magari un po' tutti cominciamo a scrivere a qualcuno di competenza, non so chi, al prefetto forse, al Presidente della Repubblica, che veramente sta diventando un blocco anche per l'economia. Cioè, io che giro abbastanza con la macchina, molto spesso mi freno ad andare in giro perché ho paura di prendere la multa, perché può succedere, perché quando sei su una strada che fai 90 e 1 chilometro prima dell'autovelox mettono 70 e non te ne accorgi, tracca, arriva la multa, sono 200 rotti euro di multa. Comunque, se dovessi fare tu, come hai detto, una petizione o mettere in moto qualcosa, a loro non ne può fregare di meno. Anche questo è vero. Cioè, tu puoi fare tutto quello che vuoi. Anche questo è vero, l'abbiamo già detto. Dai. Vabbè. Dai, ci sentiamo tra pochissimo. Faccio l'ultimo. Quando giriamo, avete visto il film di Troisi? Sai, un fiorino. Noi siamo uguali. Noi passiamo, track multa. Ma la multa è track multa. Via. Vabbè, non si scappa. Tra poco, per continuare Made in Polesine. E così siamo pronti per riprendere la puntata di oggi di Made in Polesine. Altro titolo che questo, in questo periodo insomma ci sta, perché parliamo di saldi, ma questi saldi sono un affare o un flop? Molto spesso c'è l'inganno, molto spesso. Le televisioni ci hanno massacrato in questi giorni, che cominciano i saldi esatto, qua, i saldi là, tra l'altro un sacco di consigli, ma attenzione che il saldo deve essere il saldo vero, non che aumentano il prezzo, cioè praticamente il commerciante è sempre considerato, anche quando fa i saldi, un ladro, e questo mi dispiace da ex commerciante, perché se c'è una categoria che tiene su anche l'economia italiana in maniera importante sono i commercianti, quindi solidarietà. Qualcuno effettivamente fa il furbetto, però non dobbiamo naturalmente considerare tutti sullo stesso piano, perché ci sono anche i commercianti che sono onesti sotto questo aspetto. Guarda, facciamo un link su questo discorso qua. Quando dici che i commercianti sono ladri e che imbrogliano la gente, offendi due categorie, i commercianti e il consumatore. Al giorno d'oggi il consumatore, quando va in un negozio, sa cosa costa, cosa può costare, cosa può guadagnare un commerciante, perché è talmente informato con internet eccetera che sa di tutto e di più. Ritornando, e questa qua è una variante, sì. Però ritornando al discorso del saldi e flop, virgola, ha ancora senso fare i saldi? Siamo appena venuti fuori dal Black Friday, c'è ogni settimana un qualche negozio che fa vendita promozionale, sì, esatto. C'è l'online che fa un'offensiva gigantesca,
C'è l'online ancora una volta, che se non vai in un negozio e non trovi una cosa, il giorno dopo lo ordini su Amazon e ce l'hai a casa, eccetera eccetera. Quindi i saldi secondo me sono, tra l'altro poi facendo saldi praticamente 12 mesi l'anno, la gente, io per esempio non ho acquistato a Natale perché dicevo tanto a gennaio la cosa costa meno, sì. E penso che, come ho ragionato io, ha ragionato la maggior parte di persone, della quindi è un'arma a doppio taglio. Che dire, innanzitutto abbiamo prima detto solidarietà per i commercianti, però in questo sistema qua non ne veniamo fuori. Io ho fatto un post su Facebook chiedendo quante attività hanno chiuso il 31 dicembre del 2019. Sulla Taglio di Pone hanno chiuso 5. A Portoviro so che ne ce ne sono 5-6 che hanno chiuso. C'è gente che magari dice: ma chi me lo fa fare a rischiare, a andare ancora avanti quando non guadagno, chiudo. Non ultimo il fatto che c'è il famoso registratore cassa che bisogna riaggiornare, costerà qualche migliaio di euro, eccetera eccetera eccetera. Sì. Quindi qua lo diciamo, non sappiamo che cura bisogna fare. Il saldo secondo me non è una cura, ma è una malattia, è un'ulteriore malattia. Però se distruggiamo il settore commercio, come lo stiamo facendo, non so di chi è la colpa, è la colpa della politica, è colpa dei commercianti che sono demotivati, non lo so cosa, però sappiamo che è una delle attività che fino a ieri era a sostegno della nostra economia. Cioè chi che una volta era un commerciante era, dico sempre in dialetto, sì, era un siurin, era uno che faceva studio di figli, aveva la seconda casa, eccetera eccetera. Al giorno d'oggi uno che fa il commerciante è uno che soffre, è uno che proprio non guadagna. Non ce la fa. Quindi solidarietà per i commercianti. Qualcuno, se ha qualche idea, lo provi ad esporre. Noi siamo a disposizione a fare un incontro pubblico, non so, potrebbe essere che a sostegno dei commercianti potrebbero intervenire le Pro Loco per riorganizzare cose. Sappiamo che quando ci sono avvenimenti importanti, quando riesci a portare in piazza qualche migliaio di persone, i commercianti perlomeno i baristi, perlomeno i ristoranti, eccetera eccetera. Quindi noi siamo a disposizione per qualsiasi tipo di idea. Però bisogna muoversi, perché è talmente esponenziale questa moria di commercianti che comincia a diventare preoccupante. Sì, è vero, veramente. Ci sono veramente negozi che chiudono alla grande, nel senso, purtroppo tanti. I numeri sono molto evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, insomma, ecco. Vabbè. Allora, ci fermiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, e adesso siamo pronti per l'ultimo argomento di oggi. Parliamo di Befana. Che passione, questa schioppettio che si udiva questi falò del giorno della Befana sono stati veramente molti, anche se sono stati, come abbiamo detto in precedenza, anche delle situazioni non diciamo positive, perché si diceva che appunto questi falò vanno ad inquinare. Detto questo, finiamo in bellezza la puntata. Vogliamo finirla con la Befana, che è una tradizione molto del nostro territorio. Ogni anno si propongono i gruppi folcloristici che propongono la Befana. Ricordo il coro di Taglio di Po, la Befana di Tolle, la Befana di Oca, l'Oreo, Rosolina Mare con la Ruspadina, che hanno fatto poi dopo anche la Befana. Bravi. Poi quello che mi fa impressione, visto che noi seguiamo molti social, su tutti i filmati che girano su Facebook sulla Befana hanno migliaia di visualizzazioni, quindi vuol dire che la gente piace. Sì. Poi trasversale, perché nel mio immaginario chi va a girare, a fare la Befana, la canzone della Befana, sì, Befanone, eccetera, dovrebbero essere persone perlomeno vecchie come me, e ci vedo i ragazzini, sono giovani, loro ci tengono, quindi è un folklore che resiste e mi piace. È una tradizione che tiene botta, come diciamo. Non so se Befana e Befanò sono anche altre parti d'Italia, però qua, perlomeno in Basso Polesine, è una delle tradizioni più seguite. Però sono proprio su buono. Voglio parlare che in piazza Cavour a Adria c'erano più di 1000 persone a vedere la Befana di Adria. È un avvenimento che si ripete da un po' di anni, è secondo me più che una celebrazione della Befana, una satira politica fatta magistralmente, ma veramente fatta veramente bene, dalla Befana di Adria, che è Monica Stefani, che salutiamo, che tra l'altro mi ha citato. Ho visto il video. Sai che io sono vanitoso. Però
veramente bravi. Quindi complimenti a tutti i volontari che hanno sostenuto questa Befana di Adria, che effettivamente portava 1000 persone, poi c'erano le bancherelle, poi c'erano la casa della Befana, eccetera, i bambini si sono divertiti, ma soprattutto è stato bello quei 30 minuti di satira che ha fatto appunto la Befana con il sindaco Barbierato, che l'ha operato a scena aperta. Quindi 2 complimenti, la Befana da una parte, i collaboratori dall'altra, ma soprattutto anche al sindaco Barbierato che è stato bravo, che si è messo a disposizione. No, niente da dire. Io gli ho telefonato dicendogli bravo, perché non so se altri sindaci si sarebbero prestati a questo. A fare sta cosa sotto operazione. Mi è piaciuto, andate a vederlo, che bello. Ecco, c'è un filmato che ho fatto io. Sì, vabbè, comunque su YouTube, se volete, oppure su Facebook, Leandro Maggi, eccetera. Questo qua è uno spot mio. È uno spottone, dai. Vabbè, però a me è piaciuto quando la Befana ha operato il sindaco tirandogli via dalla pancia tutti i malumori che ha, e a un certo punto con la sua assistente ha tirato su un rospo. Come si chiama questo rospo? Ho detto Zaia, ricordando la faccenda della scuola media di Bottrighe. Sì. Bravi, lunga vita alle Befane, ma soprattutto lunga vita alla Befana di Adria. Speriamo sia una cosa che continua, visto il successo, sicuramente il prossimo anno si ripeterà. E bravo anche il sindaco Barbierato che si è prestato, bravo. Bene, allora abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi di Made in Polesine. Mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. E siamo veramente nella fase conclusiva di Made in Polesine di questa settimana. Noi a questo punto vi salutiamo, non prima però di ricordarvi un avvenimento, una news che stiamo preparando, perché sapete lo sprizzetto condotto da Leandro Maggi, che sta andando, e Renzo Marangone, certo, che sta andando attualmente su Made in Polesine Web TV. Lo avremo anche, adesso stiamo un po' cercando di fare un po' di spazio anche all'interno della nostra programmazione radiofonica, quella di Radio Diva, insomma, ecco. E quindi adesso vediamo, magari dalla prossima settimana vediamo di inserirlo all'interno, insomma, perché ci sembra un programmino molto importante, molto seguito, e quindi cogliamo l'occasione anche per introdurlo all'interno della nostra programmazione. Grazie Davide, perché è merito suo, ricordando che lui è il gran patron di Radio Diva. Il patron. Ricordiamo che Radio Diva fra poco andrà sul DAB, sì, quindi che è digital, come che digital audio broadcasting, quindi praticamente esatto, sì. Radio Diva, lo diciamo per i nostri ascoltatori, diventerà perlomeno regionale, quindi chi siamo noi? I regionali. Va bene. E questa è una cosa che ci fa veramente molto, caspita, complimenti Davide, molto piacere. Bene, allora siamo pronti per i saluti? Certo, siamo pronti, vi ringraziamo della vostra attenzione anche. Posso salutare una persona? Dai. Paolo Sestilio Boscolo. Paolino, il nostro amico Paolino che ci segue. Ciao Paolino. Ci segue tutte le settimane. Ciao Paolino. Dai, ci sentiamo allora la prossima settimana, il nostro classico countdown, come sempre. 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.